come tutti sappiamo, definisce i criteri di precedenza che vengono riconosciuti alle varie tipologie di utenti nel momento in cui sono presi in esame le richieste di spazio, acqua, di concessione del posto barca. E appunto il regolamento contiene una classifica che mette al primo posto i pescatori professionisti, successivamente gli operatori professionali nel settore della nautica e poi giù scorrendo i cittadini di Caule che hanno residenza prospiciente l'ambito individuato nel bando, i soggetti che a vario titolo dispongono di un casone e soggetti che si rendono disponibili a collaborare col comune per avviare interventi di recupero ambientale di zone che hanno particolari criticità, titolari di concessione idraulica già rilasciata dal Genio Civile o dal Consorzio di Bonifica o dall'Ispettorato di Porto, infine tutti gli altri soggetti non ricompresi nelle categorie di cui alle lettere precedenti, quindi tutto il resto del mondo, quindi con riferimento principalmente rimangono fuori i cittadini non residenti nel comune di Caule. Allora, questo emendamento propone al Consiglio di modificare questo ordine di precedenza portando gli operatori professionali che adesso si trovano al secondo posto di questa classifica, operatori professionali nel settore della nautica, portandoli al penultimo posto. Perché questo? Perché riteniamo che fatti salvi i pescatori professionisti che storicamente ricavano dalle acque interne del comune di Caule il proprio sostentamento, e l'obiettivo prioritario di questo regolamento è anche l'obiettivo dichiarato dalla variante LPI dedicata all'organizzazione degli spazi acqui, sia quello di soddisfare la domanda di posti barca che nasce insieme ai cittadini di Caule. Cittadini che a cui deve essere riconosciuto, chiamiamolo il privilegio rispetto ad altri soggetti, il privilegio di poter godere di navigare nelle acque interne che appartengono al proprio territorio. E quindi riteniamo che siccome abbiamo in ballo tra posti il dimensionamento del piano spazi-acque prevede che tra lo stato di fatto e lo stato di progetto, cioè i posti barca che vengono aggiunti, incrementati rispetto alla situazione attuale, abbiamo in ballo circa 1500 posti barca e crediamo che questi posti barca debbano trovare allocazione principalmente per i cittadini, fatti salvi rispetto ai pescatori, principalmente a vantaggio a favore dei cittadini di Caule. Gli operatori professionali nel settore della nautica, che sono dei soggetti per carità che hanno pieno titolo e piena legittimità per portare avanti la propria attività produttiva, crediamo debbano slittare nelle posizioni più basse di questa classifica che stabilisce l'ordine di precedenza, in quanto a questi devono essere, dedicati i posti barca che residuano rispetto al soddisfacimento della domanda che arriva dai cittadini. Invece, come è impostato attualmente il regolamento, sembra che si dia la precedenza agli operatori della nautica e poi professionali della nautica e poi a seguire i cittadini e tutti gli altri soggetti. Inoltre, l'ultimo periodo dell'articolo 6,1, laddove si dice che qualora vi sia un numero eccedente di richieste rispetto ai posti barca individuati dal piano, si applica il principio della concorrenzialità tra gli offerenti con proposta di canone a rialzo già previsto. Allora, d'accordo sull'applicazione di questo principio di concorrenzialità per alzare il canone, ma questo principio non crediamo sia corretto applicarlo ai cittadini, perché allora si farebbe una discriminazione di censo rispetto a chi ha più possibilità economiche e chi ne ha meno, mentre è giusto applicarlo agli operatori, a chi cioè fa della nautica un'attività produttiva, una professione, e quindi è chiaro che
chi ricava un reddito, chi ricava un utile, nei confronti di questi operatori l'amministrazione pubblica fa bene ad applicare il principio della concorrenzialità qualora non vi siano posti sufficienti per tutti. Ma questo principio, secondo noi, non è giusto sia applicato ai cittadini. Rimango comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Presente anche l'altro emendamento. L'altro emendamento invece va a toccare l'articolo 7, articolo 7, comma 3, laddove si dice che negli ambiti, un attimo che leggo la formulazione attuale, articolo 7, comma 3, si dice che viene sempre garantita la possibilità, indipendentemente dalle indicazioni del piano, di realizzare un attracco per posto barca per ogni abitazione esistente situata lungo lo specchio o il corso d'acqua, con le caratteristiche della tipologia ammessa dall'allegato numero 1 alle norme tecniche operative di cui è la variante RPI per la disciplina spaziale. Allora, l'emendamento punta a inserire una precisazione perché, a nostro avviso, così come è formulato il comma 3 dell'articolo 7, può dare adito a dei contenziosi, perché sembrerebbe che cioè può essere letto e interpretato questo comma come se il Comune dovesse garantire a qualsiasi abitazione prospiciente ad un corso d'acqua la disponibilità di un attracco. Invece pensiamo che questa disponibilità sia riferita all'ambito individuato dal piano e qualora questo ambito si trova di fronte a delle abitazioni, in quell'ambito quelle abitazioni possono richiedere un posto barca, a prescindere dal numero previsto da posti barca dal piano. E quindi noi proponiamo di riscrivere in questi termini il comma 3 dell'articolo 7, precisando che negli ambiti per l'insediamento delle infrastrutture funzionali alla navigazione individuati dalla variante API per la disciplina di spazi acque interni, viene sempre garantita la possibilità, indipendentemente dalle indicazioni del piano, di realizzare un attracco per posto barca per ogni abitazione esistente, antistante il tratto di corso d'acqua ricompreso in ciascun ambito di piano, con le caratteristiche della tipologia ammessa dall'allegato numero 1 alle norme tecniche operative di quella variante P per la disciplina spaziale. E qui rimane invariato. Se servono chiarimenti, sono. Sindaco, mi ha facoltà. Allora, sulla prima proposta di emendamento che mira a spostare nell'ordine gerarchico, l'ordine cronologico, la figura degli operatori professionali della nautica. A parte che questo testo è già concordato con vari enti, è un lavoro di quasi 2 anni, è stato fatto dagli uffici e anche dalla parte politica. Quindi andare a modificare c'è il rischio per cambiare una parola o un ordine gerarchico che abbiamo buttato via il lavoro di 2 anni, ma al di là di questo non è una risposta ovviamente di natura politica. In realtà non bisogna limitarsi a leggere l'articolo 3. L'articolo 3 del testo del regolamento va letto nel combinato disposto, quello dell'articolo 4, il 5 e il 7. Allora rivediamo un attimo la parte che più interessa almeno, perché se il 3 dà la possibilità a questi soggetti il 4 dice che è la giunta comunale che decide su quali zone bandire, quando bandire, e va fatto un apposito bando. Il 5, che è la norma più importante, dice che il comune, quindi la giunta comunale, può apporre una riserva su una quota degli spazi da assegnare, in particolare specifica, negli ambiti di riorganizzazione e o ampliamento dei nuclei di attracchi e ormeggi, sono riserva di posti per le associazioni sportive comunali
e per le attività economiche afferenti al settore della nautica. Quindi sufficiente che l'amministrazione comunale si mandi un bando che per quei 10 punti, uno è riservato alla nautica, 2 sono riservati alla nautica, deciderà la giunta comunale, quindi io non vedo il problema che lei segnala. Per quanto riguarda invece l'articolo 6, ultimo capoverso, mi pare. Sì, nella parte in cui dice che per le richieste in numero eccedente rispetto al quantitativo dei costi barchi individuati vale il principio di concorrenzialità previsto dalla delibera di giunta regionale del 691, dove c'è una facoltà prevista dalla legge e quante altre procedure di evidenza pubblica anche in materia di concessioni parliamo di altro. Non vedo, aspettiamo la legge, non è che vedo una lesione del diritto di chiunque. Sulla seconda proposta di emendamento, quindi l'articolo 7, comma 3. Ecco, l'inciso che chiede di sopprimere e di sostituire, non mi pare che vada cambiato molto. Da antistante il tratto del corso d'acqua a situate lungo lo specchio del corso d'acqua. Stiamo parlando di ciò che è davanti all'abitazione. Ricompreso c'è un ambito di piano, quindi non vedo necessario andare a fare anche questa modifica. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miolo. Grazie Presidente. Sì, no, è solo quasi dire una dichiarazione di voto, nel senso che da un lato noi reputiamo che il lavoro sia un lavoro che andasse fatto perché va assolutamente regolamentata l'attività di attribuzione dei costi e soprattutto del piano. Quindi la regolamentazione degli spazi interni, degli spazi acqui interni è assolutamente indispensabile e uno strumento capace di darne ordine chiaramente è anch'esso indispensabile. Tuttavia noi ci asterremo al voto perché non ci sono elementi di sufficiente chiarezza sotto il nostro punto di vista, sia un po' per le questioni sollevate dal consigliere Fabro, in ordine al fatto che bene non si capisce come questi operatori professionali nel settore della nautica poi possano diventare degli attori in grado, se pensiamo alla singola attività di supporto alla nautica confinata all'attività di servizio, abbiamo la sensazione di un'attività molto ristretta, ma il numero è un numero tale per cui non vorremmo mai che questi operatori professionali del settore della nautica si configurassero come una sorta di soggetti che stiano lì a darsene delle proprie e utilizzare questi spazi come delle vere e proprie darsene. Dall'altro lato c'è un altro aspetto che a noi sembrava un po' allarmante perché lo abbiamo un po' sollevato anche in commissione, perché se da un lato è vero che il problema dell'accessibilità a questi spazi e a queste rive non si pone laddove vi siano delle raginature, il problema invece si porrà molto dal nostro punto di vista dove ci sono delle realtà come i casoni, come purtroppo Nera, dove l'accesso è impedito dal proprietario della concessione, quindi dove sono individuati 3, 4, 5 o più spazi da concedere, e stabilirà quindi il comune chi concedere attraverso i bandi, si potrà verificare la circostanza che per accedere a quegli spazi lì si dovrà passare attraverso delle concessioni con delle parti gestite da soggetti privati, e questo non abbiamo capito ancora come non potrebbe essere ovviato se non arrivandoci direttamente dall'acqua, visto che le concessioni arrivano direttamente proprio sull'acqua in molti casi. Quindi noi ci asterremo dal sostenere questa delibera. Grazie. Sono altri interventi, capogruppo Fabro? Sì, rispetto alla posizione del sindaco, espressa dal sindaco in merito alle due proposte di emendamento. Allora, la questione degli operatori professionali nel settore della nautica, quindi il primo emendamento. Sindaco, io
Quando lei chiama in causa l'articolo 5, dicendo che il Comune può porre una riserva su una quota, il quale l'articolo 5 recita così: il Comune può porre una riserva su una quota di spazi da assegnare agli operatori economici del settore aeronautico oppure alle associazioni sportive comunali. E quindi con un atto deliberativo di giunta lei dice, in base a questo articolo possiamo regolamentare la questione senza timore che vi sia una prevalenza degli operatori economici rispetto ad altri soggetti. Però ad oggi, finché la variante P rimane quella che è, questo articolo si applica solo ad un ambito, cioè quello della zona del canale dell'orologio, e all'incrocio tra canale orologio e canale Saetta, laddove sono previsti, il piano prevede la riserva di 140 posti con la sigla ORR, cioè ambito di organizzazione e ampliamento nuclei di attracco ormeggi con riserva di posti per le associazioni sportive comunali e le attività economiche afferenti al settore dell'aeronautica. Allora, qui è prevista una riserva. Io intendo che questi 140 posti possono essere dedicati esclusivamente o meno, in base a poi che decide la Giunta, alle due categorie: associazioni sportive comunali e attività economiche afferenti al settore dell'aeronautica. E qui stiamo parlando dell'ambito, per intenderci, di fronte a Duilio, vicino al Ponte Saetta, dove già attualmente vi sono posti barca. Tutti gli altri posti barca, e quindi andiamo a toccare 1300 posti barca circa, non sono soggetti a nessuna riserva e sono quindi possono potenzialmente essere messi a bando, e chiunque partecipi ai bandi che il Comune pubblicherà potrà ottenere in base ad un punteggio che viene assegnato con i criteri di precedenza dell'articolo 6. Quindi gli operatori professionali possono veramente fare parte delle opere, e a quel punto non c'è, mentre la Giunta può riservare tanti o pochi posti barca all'incrocio tra canale orologio e canale Saetta, perché così dice il piano, su tutti gli altri posti barca distribuiti su tutti gli altri specchi d'acqua, la concorrenza è aperta, vengono messi sul mercato i vasi bandi, e dopodiché si dovrà applicare i criteri di precedenza previsti dall'articolo 6. Per questo motivo noi riteniamo che bisognerebbe far scorrere un po' più giù come precedenza, come diritto di precedenza agli operatori professionali del settore aeronautica, perché altrimenti si rischia, e siccome chiaramente un posto barca può generare un reddito anche importante, moltiplicato per 100, 200, 1000, stiamo parlando di una o più darsene spalmate lungo le rive dei canali del Comune di Cauda. Con questo regolamento scritto così, i cittadini di Cauda svolgono un ruolo un po' da Cenerentola rispetto ad altri soggetti. Per questo si propone di introdurre un correttivo. Inoltre, l'altro emendamento, Sindaco, non si limita a cambiare la parola, anziché situata lungo lo specchio, dire antistante il braccio di corso d'acqua, ma il cambiamento fondamentale è introdurre riferimento all'ambito individuato dalla variante del PI. Perché se noi non ancoriamo questi posti barca agli ambiti, cioè ai tratti di canale dove la variante del PI permette l'insediamento di strutture per aeronautica, potremmo trovare chi interpreta questo articolo dicendo: io prendo l'esempio del canale dell'orologio, che è un canale che ai due lati ha insediamenti abitativi ad alta densità. Praticamente da una parte c'è il villaggio dell'orologio, dall'altra parte c'è il rione di Sansonessa, e quindi numerose abitazioni fronte canale. Letto così questo articolo, il proprietario, chiunque disponga di un'abitazione lungo il canale dell'orologio, domani può presentare una domanda di posto barca, anche se il piano, la variante piano che attui non prevede
la possibilità di mettersi un po' sull'acqua, perché qui c'è scritto indipendentemente dalle indicazioni del piano viene sempre garantita la possibilità. Allora noi diciamo sì, viene sempre garantita, però solo in caso di canale dove il piano prevede la possibilità di mettere posti d'acqua. Semplicemente questo. Altrimenti ci troviamo un canale di caos dal punto di vista anche dopo dei contenziosi, quindi anche per mettere a riparo gli uffici da problemi dopo di gestione e di applicazione di questo regolamento. Sindaco, vuole rispondere? Allora, sul secondo emendamento io ritengo di aver già risposto, quindi non intendo mutare la posizione. Sul primo emendamento, lei cita l'articolo 5 e legge solamente la seconda parte del comma unico. Però una norma va letta sempre nella sua interezza. Quando ci sono i punti, non i punti e virgola, le virgole, il significato può cambiare. Allora, leggiamo insieme l'articolo 5 sulla riserva. C'è una norma di genere che viene posta dal legislatore locale, in questo caso in sede regolamentare. Una norma che quindi vale per l'intero piano, non solo per l'ambito da lei individuato. La norma dice il comune può porre una riserva su una quota degli spazi da assegnare per ormeggio e per le cabagne disponibili per ogni ambito individuato dal piano di utilizzo degli spazi acqua interni. Se questa prima parte dell'articolo 1 ha un senso con un punto, vuol dire che è già norma generale, e questo ce lo conferma anche la rubrica dell'articolo 5, che non parla di riserva sugli spazi disponibili in ORR, parla semplicemente di riserva sugli spazi disponibili in generale. Quindi c'è questa prima norma che già dà questo potere alla Giunta di fare la riserva su ogni ambito, non solo su ORR. Poi c'è una norma di specie, c'è in particolare, quindi è un caso all'interno di questo genus, il comune negli ambiti ORR può fare anche questa cosa. Ultimo intervento e poi chiudo. È chiaro che un regolamento dovrebbe servire per definire delle regole e quindi per limitare il margine di discrezionalità dell'amministratore, perché altrimenti se mi tengo aperti ampi margini di discrezionalità il regolamento perde il suo senso, il suo significato, soprattutto quando nell'articolo, come lei ritornando sempre all'articolo 5,1 si parla di una generica riserva senza stabilire quote, senza stabilire riserva per chi, per quali soggetti e comunque a discrezione della Giunta che di turno a turno governerà questo comune. Allora, siccome da un lato c'è il piano che ci mette, che fissa dei paletti, l'operatività del piano necessita di un regolamento. Quindi proprio per stabilire delle regole chiare per tutti gli operatori e quindi anche per come dire, governare in maniera equa la questione, è giusto, condividiamo, che ci sia un regolamento. Semplicemente diciamo questo regolamento, siccome all'articolo 6 balza all'occhio che in seconda posizione si dà la precedenza agli operatori professionali, beh, allora se voglio mettere una riserva a favore dei cittadini, allora portiamo sui cittadini in questa classifica e gli operatori poi li daremo i punteggi del caso di volta in volta bando per bando. Se no io leggo, cioè il significato, il senso anche politico di questa classifica è molto chiaro, si dà la precedenza agli operatori rispetto ai cittadini. Grazie. Prego. Mettiamo ai voti il primo emendamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Mettiamo ai voti anche il secondo emendamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Mettiamo ai voti la delibera nel suo complesso, quindi chi è favorevole all'approvazione della delibera, chi è contrario, chi si astiene. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, programma di informazione e commercializzazione dell'itinerario di residenza, convenzione tra comuni e comuni capofila. So la parola all'assessore Buscioni. Grazie Presidente. Dato atto che impiego di sviluppo locale è un progetto che mira a riqualificare e sviluppare un territorio partendo dalle sue caratteristiche e potenzialità ed è finalizzato ad organizzare il sistema locale territoriale, promuovendo lo sviluppo di partnership locali al fine di attivare processi di sviluppo imprenditoriale che valorizzano le risorse locali. Si tratta dell'attuazione del piano di sviluppo locale che avviene tramite bando pubblico locale, bando regia gare, bando di gestione diretta del gas. Riscontrato che in ordine a progetti relativi alle infrastrutture pubbliche su piccola scala tra le parti, al termine di particolare processo nel periodo gennaio-marzo 2016, hanno individuato alcuni pagamenti a regia a proporsi per ciascun comune su due diversi itinerari, chi della Luna e chi della Ernia, e seguimento direttamente. Vista la delibera della Giunta Comunale 184 dell'11 agosto 2016, con la quale è stato approvato il protocollo di intesa, validato un progetto di fattibilità tecnico-economica relativamente ad un intervento a regia L18, programma di informazione e nuova commercializzazione dell'itinerario di residenza, comuni di Torre di Monte, enti capogruppo, di comuni che a nome Veneto, Tavola, Ceda, Amatore, Santino di Vivenza e Partner, tutta acquisizione degli atti con protocollo 24.759 in data 2 agosto 2016. Attuato il conveniva del Consiglio di amministrazione di Venere, 42 del 22 maggio 2017, integrata struttura regionale in data 1 giugno 2017, è stato approvato il bando regia GAL relativo al programma di sviluppo rurale per il Veneto 2017-2020, su misura 7.5, codice intervento 7.5.1, infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali, che vede la scheda numero 16. Programma di informazione e commercializzazione degli itinerari degli alimenti. Visto che la scadenza per la presentazione delle domande dei voti poste dal sopracitato bando è fissata per il 31 luglio 2017, e la documentazione richiesta è prevista anche l'atto con il quale il comune di Torre di Monte, avendo nome per conto dei comuni interessati dagli itinerari, avanzerà richiesta di aiuto, considerato che detta convenzione è tra i documenti indispensabili per l'approvazione dell'istanza di aiuto, propone di deliberare quanto serve. 1. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra i comuni di Torre di Monte in qualità di capofile e i comuni interessati dall'itinerario di residenza, ovvero Nome Veneto, Aula, Ceccia, Tramangiore, Santino di Vivenza, relativa al programma di informazione e commercializzazione dell'itinerario di residenza. 2. Di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione e di dare mandato alla Giunta di approvare eventuali e o ulteriori convenzioni inerenti all'argomento. Separata votazione per l'espressa alzata di mano. Ci sono interventi. Consigliere Antelmo, mi ha parlato. Grazie Presidente. Assessore, due domande specifiche, magari non so se poco specifiche, magari no, sono secche, diciamo così. Lei a Cavole, Comune di Cavole, avete individuato chi sarà operativamente parlando con lui o con lei che si parlare di questo, di lavorare su questo pezzo, su questa delibera, su questo finanziamento che penso sia di 80.000 euro, non ho capito male, 80.000 euro, giusto? Avete individuato chi sarà l'operativo del Comune di Cavole? Il settore turismo, quindi un dirigente di Piamonello, Il settore turismo sicuramente. E il ruolo che Cavole avrà su questa, il ruolo che abbiamo qual è? Cioè, capofila leader è Torre di Monte, noi siamo gli associati, abbiamo fatto già un paio di incontri. Il nostro obiettivo, magari la scheda 16 nella lettura che è rappresentativa, l'obiettivo sarà di fare delle mappe impassabili o comunque delle app interattive in modo che i turisti possano circolare con informazioni su questo itinerario.
Posso proseguire, Presidente? Se possiamo dialogare, io non sono qui per voler solo capire. Ci sono, oltre al Giro di Venezia, qual è la situazione del Giro Alem e del Giro Lagune? Lo sa, ha avuto modo di capire? È un po' più lenta, sta... Rispondi, però non è di appartenere a questa deriva. Siccome riguarda il GAL, in genere i finanziamenti del GAL, allora è interessante capire un progetto di massima I finanziamenti del gas è un'altra cosa, perché stiamo parlando della deriva del Giro di Venezia, quando parleremo di finanziamenti del GAL, allora parleremo anche sul Giro Alem, vuol dire fiume. Siccome, l'ultima domanda, Assessore, siccome ho visto che si parla dello sviluppo delle aree rurali, no? Anche delle aree rurali, la situazione delle Spighe Verdi nel 2017 è stata assegnata, che è un riconoscimento importante, ma non mi pare di avere avuto la notizia di aver conoscere gli altri di questo importante riconoscimento che abbiamo ottenuto, perché almeno io non l'ho vista, la ricordo, non l'ho vista precisa immediatamente. È stata fatta anche c'è stata assegnata quest'anno e l'abbiamo fatto. Era un importante riconoscimento che va a dire, si aggiunge alla bandiera blu e tutte quelle cose che aiutano anche il sistema turistico. Grazie. No, prima il capogruppo Paolo mi ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Rispetto a questo provvedimento, ovviamente siamo ben favorevoli ad un progetto che si propone di fare informazione e di fare promo commercializzazione dell'itinerario Giro di Venezia. Però vorrei richiamare l'attenzione della Giunta e dell'intero Consiglio su un problema che sta a monte. Il Giro di Venezia, per diversi periodi dell'anno in cui potrebbe essere utilizzato, e quindi dalla stagione primaverile fino a quella autunnale, risulta nel tratto arginale, compreso tra Carbottoni e Capognani, spesso e volentieri non percorribile a causa dell'erba alta. E su questo abbiamo anche presentato un'interrogazione a fine maggio, in cui l'assessore vice sindaco ai lavori pubblici commisso ha risposto che in maniera molto stringata ci ha risposto dicendo che la manutenzione, quindi lo sfalcio del tratto arginale in questione è a carico del comune e che il comune fa questi sfalci con una evidente turnazione, con un evidente principio di turnazione, con una certa periodicità, però la periodicità non è sufficiente, la turnazione va intensificata, perché faremmo una pessima figura se arriviamo a promuovere, magari con gli ultimi ritrovati della tecnica, app e chi più ne ha più ne metta, se poi alla verifica dei fatti chi percorre il tratto importante e molto appagante dal punto di vista ambientale e caratteristico del Giro di Venezia si trova a dover ripiegare sulla provinciale perché di fatto il resto alta non permette lo rende inaccessibile. Quindi magari distogliendo una parte delle risorse, non so se sarà possibile, previste anche da questo progetto, per intensificare e ravvicinare i passaggi di sfalcio, non sarebbe male, perché allora a quel punto promuoviamo una cosa che poi funziona, che poi è effettivamente godibile e fruibile dai cittadini, dai turisti e da tutti gli utenti. Solo per integrare la risposta dell'assessore Giusso relativamente a questione Spighe Verdi. Spighe Verdi è stata anche presentata pubblicamente in occasione di una cerimonia, a parte quella standard che come bandiera blu facciamo annualmente quando si va a ritirare la bandiera blu Spighe Verdi, ma anche in conformità a quello che è dettato dalla FEE abbiamo organizzato anche comunque un pubblico evento alla presenza delle forze dell'ordine e dei cittadini in occasione dell'anno insieme, allora quando
la bandiera blu è stata spiegata assieme a Spighe Verdi da me in detta occasione, quindi è stato precisato non solo con il ritiro della bandiera a parte bandiera blu sull'attivio, Spighe Verdi è dato responsabile dell'ufficio, ma anche con l'informazione e anche con la pubblica divulgazione. Ci sono altri interventi? Mettiamo i voti da delibere. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Votiamo la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno. Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno. Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e dei consiglieri di maggioranza dell'azienda speciale di Moschetta, presentati in data 18/7/2017 dai consiglieri di opposizione. Do la parola al presentatore, al primo presentatore, capogruppo. Sì, grazie Presidente. Certo, la mozione l'ha già precisato lei, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e consigliere di maggioranza dell'azienda speciale di Moschetta, in base al diritto dei consiglieri sancito dall'articolo 17, capo 4 del regolamento del Consiglio Comunale. Sottoscritti i consiglieri comunali Carlo Gnolo, Luca Andello, Rosanna Conte, della lista civica Gnolo Sindaco, Marco Favole e Marisa Ferraro, del gruppo Liberi Trasparenti, presentano la seguente proposta di mozione. Chiamato l'esposto presentato dai consiglieri Antelmo, Conte, Favaro, Ferraro in data 14 aprile 2017, avente come oggetto presunta violazione della normativa sui vincoli paesaggistici ambientali